Onorevole Brandara, il Consiglio Comunale ha approvato l'adesione al lato idrico, però qualche giorno fa una forte denuncia che a Naro manca l'acqua. Sì, intanto partiamo da ieri sera. Credo che abbiamo messo un punto fermo alla volontà della nostra collettività di aderire all'acqua pubblica. Il punto è stato approvato all'unanimità da tutto il Consiglio Comunale, dal Consiglio della sua interezza, che ovviamente ha dato prova di grande responsabilità mostrando senso di dovere. Per la verità siamo anche un poco rammaricati per il ritardo accumulato del tempo, però l'importante insomma è arrivare poi alla definizione delle cose. Adesso auspico che le procedure possano essere velocizzate al massimo. Sì, in questi giorni sono stata anche abbastanza dura nei confronti del Consorzio Tre Sorgenti, e ancora una volta purtroppo noi stiamo pagando lo scotto di una rete colabrodo e comunque ci lamentiamo delle cose che non si guardano per tempo e che non si aggiustano per tempo. È intollerabile nel 2020 ancora avere un problema di crisi idrica, specialmente in questo particolare momento comunque che non è superato di emergenza sanitaria. Non è possibile non erogare tutti i giorni l'acqua e di questo ci siamo abbondantemente lamentati, perché sono certa e convinta che l'acqua debba essere abbondante, debba essere di qualità e a canone equo per i cittadini, e questo è un obiettivo che dobbiamo assolutamente cercare di raggiungere tutti insieme, con l'amministrazione comunale in testa. Io ho chiesto anche alla Girgenti Acque, alla gestione commissariale, che per questo periodo del bimestre luglio-agosto ho chiesto di non inviare ai cittadini naresi la bolletta per il pagamento del canone idrico. La gente già non solo sta vedendo questa grande problematica della carenza annosa dell'acqua, ma ha dovuto anche sostenere dei costi per l'acquisto di acqua con le autobotti. Noi non abbiamo niente contro la gente che lavora, la gente che si guadagna il pane o l'acqua in questo caso. Non vorremmo ascrivere la nostra città a chi insomma pensa più all'acquisto con le autobotti anziché avere un regolare servizio costante di acqua abbondante, buona e a buon prezzo. Come ho anche scritto ai colleghi sindaci e miei omologhi di Castrofilippo, di Grotte, di Racalmuto, in maniera tale che possiamo fare un'azione comune, un'azione forte e vibrante nei confronti del Sorgenti, che ricordo Naro non fa parte del consorzio del Sorgenti, però Naro ha diritto a 23 litri secondo. Non è possibile che quando va bene ne abbiamo molti di meno e nei momenti peggiori come questo che stiamo attraversando siamo completamente a secco. Quindi insomma questo è lo stato dell'arte, abbiamo il dovere di denunciarle queste cose, ovviamente la denuncia politica, la mia, ma abbiamo il dovere di denunciarle perché lo scorso anno siamo stati ben felici di avere un'acqua costantemente presente nei nostri rubinetti e non capiamo insomma nell'arco di questo anno cosa sia potuto accadere. Pensavamo che l'emergenza fosse totalmente finita, e invece quest'anno ci ritroviamo con i problemi che ho lasciato poco prima di finire la mia prima sindacatura.